Siamo di fronte alla regione sarda, come vedete c'è un ingente schieramento di forze di polizia. Un'ora fa è accaduto che praticamente il movimento dei pastori si è scontrato con la polizia mentre i loro rappresentanti erano all'interno del Consiglio. Qui c'è una lotta di rivendicazione di diritti per poter avere il latte pagato nella giusta maniera, invece viene schierata una forza di polizia che sembra di essere lo Stato coloniale all'interno di una colonia che deve diventare e tornare ad essere succube di uno Stato coloniale. Bene, qui come vedete le persone ci sono, continuano a rimanere qui, ci sono stati 6 fermi da parte della polizia nei confronti ovviamente dei pastori e ovviamente c'è una rivendicazione, una richiesta della liberazione di queste persone contro quello che è stato il misfatto di oggi da parte della polizia alla giusta rivendicazione del movimento dei pastori. Ora non faremo nient'altro che guardare e cerchiamo di augurarci che finalmente rinascino questi giovani che sono stati presi. Felice Floris, mi è stato detto, se è ancora su a parlare, sta dicendo chiede ovviamente la liberazione dei pastori. Da qui sembra che non si muova nulla e ovviamente ci sarà una serata che se non cambierà sarà sempre molto calda. Qui Saili da Cagliari il 19 di ottobre siamo qui e potete vedere la situazione è un pochino calma in questo momento, ma sicuramente i risvolti da un punto di vista politico dell'oppressione da parte dello Stato italiano nei confronti del movimento dei pastori sardi è più che evidente e pesante.